Benvenuti a Dietro le Quinte. In questa puntata Fausto Leali in concerto con la Jazz Studio Orchestra diretta dal maestro Paolo Lepore. Coppia aperta quasi spalancata con Antonio Salines e Francesca Bianco, regia di Carlo Emilio Lerici, una produzione Teatro Belli. Anima romantica e voce blues, da cui il soprannome è Negro Bianco. Fausto Leali, uno degli artisti più stimati della storia della musica leggera italiana. Bresciano di Nuvolento, ha solo 14 anni quando intraprende la carriera di cantante a livello professionistico, entrando 2 anni dopo nell'orchestra del fisarmonicista jazz Walmer Beltrami. Passa dai Beatles al soul, trovando pane per i suoi denti, in concerto con la Jazz Studio Orchestra diretta dal maestro Paolo Lepore al Teatro Royal. Fausto Leali in concerto al Teatro Royal. Prima di tutto, qual è la playlist di questa serata? Sì, abbiamo montato comunque non il repertorio completo, ma comunque 12 pezzi ci sono. È chiaro che per i più, diciamo, più importanti li facciamo tutti. Qual è il segreto per avere questa voce così particolare? Con tutti gli anni che canto, voglio dire che ormai le corde vocali sono ben piazzate, sì. Però ci sono magari tre brani che hanno segnato in particolare la sua carriera. Quali sono? A chi come situazione iniziale. Poi dopo parecchi anni, ogni tanto il successo saltava fuori, tipo Vierno, tipo Io camminerò, eccetera. Però dopo, diciamo che negli anni 90-80, quando da Io amo, mi manchi, ti lascerò, insomma, lì è stato di nuovo un rinascere. Però la storia di Fausto Leali è anche la storia delle grandi anche partner, dei bei duetti. Che cosa si ricorda? Intanto le belle donne non me le dimentico mai, in più se hanno cantato anche con me, quindi chiaramente sembra un tanto di cappello così alla grande Mina. E poi Anna Oxa, Luisa Corna, con la Bertè, ho fatto 4-5 brani con la Bertè sparsi nel tempo. La sua voce graffiante ricorda i grandi interpreti della musica nera e si impone sulla scena nel 1967 grazie al primo successo a Chi, cover dell'americana Art. 4 volte disco d'oro con oltre 4 milioni di copie vendute nel mondo. Il suo palcoscenico prediletto è quello sanremese, dove sale 13 volte, ottenendo da solo un 4° e 5° posto rispettivamente con Io amo e mi manchi, e trionfando in coppia con Anna Oxa nel 1989 grazie al brano Ti lascerò. In occasione dei 50 anni di carriera pubblica l'autobiografia Notti pieni di stelle. Ma se non aveste fatto il cantante? Non ho avuto il tempo di pensarci, perché lo facevo a 12 anni, già suonavo la chitarra, e a 14 già suonavo in un gruppo, quindi quello era il mio lavoro. Il primo pezzo, se lo ricorda ancora, il primo pezzo importante da giovane, qual è stato? No, i pezzi importanti non erano miei, ma erano soprattutto i pezzi che io facevo, i pezzi di Ray Charles e di James Brown, che ero già da ragazzo e mi ero indirizzato sul genere musica nera. E poi naturalmente c'è stato un innamoramento dei Beatles, che poi ho mescolato tutto, tra il rhythm and blues, diciamo, nero, ai Beatles, eccetera. Poi finché dopo naturalmente ho trovato la mia dimensione. Posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire.
Stasera ascolteremo tanti brani, però qual è quello a cui è più affezionato? Beh, sono affezionato di più ad Aki, però il particolare di questa sera, che non è una formazione normale. Certo. Io ho accettato di venire qui perché il maestro Lepore mi ha invitato e mi ha detto così: ti andrebbe di suonare con un'orchestra con 9 fiati? Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Agli amici di Dietro le Quinte un abbraccio da Fausto Leali. Ciao! Coppia aperta quasi spalancata con Antonio Salines e Francesca Bianco, regia di Carlo Emilio Lerici, una produzione Teatro Belli alla Beliano. La storia grottesca di due coniugi alle prese con un matrimonio che sta andando allo sfascio e che decidono di sperimentare la formula della coppia aperta per risolvere i problemi della loro relazione. Coppia aperta quasi spalancata, regia di Emilio Lerici, una produzione del Teatro Belli, un classico, ma come si rinnova sulla scena, come si dirige un classico di Dario Fo? Beh, intanto sì, è sicuramente una cosa particolare lavorare su un testo che ha avuto una protagonista così importante come Franca Rame, che tra l'altro, a quanto dice Dario Fo, è stata poi lei la vera autrice del testo. No, devo dire che il tema è talmente universale che non invecchia mai. Un testo dell'83, ma ancora oggi la gente si diverte, ride e si riconosce nelle piccole grandi tragedie quotidiane della coppia, di tutte le coppie. Parliamo un po' della scelta degli attori. Qui sono due attori in scena per tutta la durata della commedia. Com'è possibile creare quel ritmo scenico per dare quindi al pubblico quella battuta, quel ritmo che porta alla comicità? Beh, intanto Antonio Salines e Francesca Bianco hanno una lunga storia di teatro alle spalle e sono tantissimi anni che lavoriamo poi tutti assieme, perché siamo al Teatro Belli veramente da quasi tutta la vita, quindi diciamo che c'è una consuetudine, un'abitudine a lavorare assieme su questi ritmi, perché il comico si fa con dei ritmi elevatissimi. Poi devo dire che alla fine entro anch'io in scena, questa volta. Mi hai mandato in tutti i relè, poi è tutti i relè. Mi hai mandato in tutti i relè, poi è tutti i relè. Ci sveli qual è, secondo te, il momento dello spettacolo veramente più brillante, più divertente, dove il pubblico lì magari c'è un colpo di scena? Nella parte centrale c'è un momento molto divertente quando il marito capisce che lei sta aspettando un amante e quindi va in crisi, e quindi in questo momento di crisi le sue sicurezze crollano tutte e lì si creano gli equivoci e le situazioni di comicità lì veramente irresistibili, dove il pubblico di proprio si diverte proprio tanto. No, e volla sta pistola che non mi sparo più, è chiaro? Parola d'onore. Parola d'onore, mi è passata la voglia. Abbiate idea? Cioè? È a lui che sparo, No, sei pazza, non fare scherzi. Non scherzo affatto! Ma la coppia aperta in realtà è un'invenzione del marito per giustificare le sue infedeltà di immaturo, vanaglorioso Don Giovanni, e alla moglie non rimangono che maldestri tentativi di suicidio. Fino a che di questa libertà ne fruisce il maschio, va tutto bene, ma cosa succede quando anche la donna, superate le iniziali ritrosie, decide di prendersi la sua parte di libertà? Si trova un altro bello, intelligente docente universitario, ricercatore nucleare, innamorato di lei. E qui iniziano i problemi. La regia di Lerici ci regala 1:10 di puro divertimento. Tra gags e battute di spirito assistiamo ad un vaudeville sulla liberalizzazione della vita coniugale degno del miglior Fedò, al quale l'ironia surreale di Fo sembra ispirarsi.
Questo è diciamo anche un classico per il Teatro Belli, perché ormai siamo arrivati a quante repliche? Ma questo oramai sono tantissime, sono più di 3 anni che lo portiamo in giro per tutta Italia, siamo stati veramente dappertutto, abbiamo cominciato al Belli a Roma, ma poi siamo stati a Milano, a Carcano, dove tra l'altro è venuto a vederci Dario Fo in persona, la cosa ci ha fatto molto piacere. Avremo superato le 150 repliche sicuramente, insomma. Che cosa ti piacerebbe dirigere con la produzione del Belli? Magari c'è qualche testo, qualche progetto che non hai ancora fatto e ti piacerebbe mettere su? Ma guarda, ne stiamo facendo talmente tanti nonostante le difficoltà, perché adesso abbiamo appena finito Gente di facili costumi, un testo di Manfredi e Marino, e sempre con Salines e La Bianco. E 2 mesi prima avevamo fatto un testo invece inglese di drammaturgia completamente diversa, un testo drammatico di Simon Stephens. No mamma, devi fare anche questo esercizio qua. Segnatevelo signore. Questo si chiama il passo della ranona, che funziona per il gluteo e per l'interno coscia che frana. Robertino, frana! Devo chiamare la protezione civile? No mamma, devi fare i piegamenti. Ma non ce la faccio, c'ho una certa età, Robertino. Mamma, veloce, che se no non serve a niente. Ma mi verrà un infarto, Robertino. Mamma, sbrigati! Come si sceglie il testo che funziona per il pubblico oggi? Ma è chiaro che se si va sulla comicità è più facile incontrare il gusto e il favore del pubblico. Anche lì bisogna fare poi dei distinguo. Sicuramente Dario Fo e Franca Rame garantiscono una comicità intelligente. E soprattutto per gli attori, almeno magari per gli attori del Belli, capita di specializzarsi sempre in determinati ruoli oppure no? No, questo no, devo dire che abbiamo cambiato molte cose. Adesso con Francesca Bianco riprendiamo Il sogno di Ipazia, riprendiamo in tournée, saremo in giro sia a Roma, in Calabria, con Antonio Salines riprendiamo a maggio la versione di Barney che avevamo portato anche qui a Bari, alla Belliano. Che cosa ti senti di consigliare ai giovani che vogliono intraprendere questa professione oggi? E questa professione oggi intanto ai giovani di affidarsi sicuramente alle scuole, quelle riconosciute, quindi al Piccolo a Milano, l'Accademia a Roma, la Stabile di Genova, perché in questo momento chi ti può dare qualche garanzia di inserimento poi nel mondo del lavoro sono solo le scuole statali. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Un saluto a tutti e a presto, grazie. E adesso weekend al cinema. Tutti vorrebbero conoscere. Pensa che il suo giornale abbia la forza per affrontarla? Il team dei giornalisti del Boston Globe che nel 2002 ha sconvolto la città con le rivelazioni sulla copertura da parte della Chiesa Cattolica degli abusi sui minori. La Chiesa lo sa, ma non ha fatto nulla. Noi non abbiamo mai destinato al caso serie risorse investigative. La pellicola cattura lo spettatore grazie ad un cast all'altezza della situazione, detective story emozionanti, una ricostruzione rigorosa dei fatti e il coraggio morale di un gruppo di reporter. È ovvio che la Chiesa ci attaccherà in ogni modo. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.